strada migliore di oggi sono state due in particolare. No. Quella che ho fatto con lui, che ci siamo messi insieme, dopo la strada ci siamo messi insieme. Che strada è? Fiumini. Bella, anche quella lì del lungo mi è piaciuta tantissimo. Sì. E l'ultimo pezzo qua mi è piaciuto. Sempre perfetto. Beh, mica. Ottimo. Wow. Mi è piaciuta quella lì del lungo. Quello dove c'era la curva bastarda. Perfetto. Ah, Terraseo, è vero, Terraseo mi è piaciuta. Mi è andato dritto. E quella che del tutto mi è piaciuta un sacco. Terraseo mi è piaciuto tantissimo. A me è piaciuto tantissimo. E Grande. poi quella subito dopo che era tutte curve, non mi ricordo come cazzo si chiama. Ah, ho capito quello che c'è. Quella prima di arrivare a fare benzina prima di alzarsi il drone. Sì. Anche quella era bella. Vedete tutte lui. Svandanculo. Il drone. È Svandanculo? E dove ci porti tu l'anno prossimo? No, troppo bene, simpatico. Tutti gli animali della fattoria stiamo mangiando. Non sono testicoli, sono cipolle queste qua. Tu hai pensato subito quello. Stavo subito mentre non si chiacchiera, lui Singhiozza. minchia, prenditi un altro mezzo litro di grappa così ti passa. No. Dicevo, quarto giorno, quello che normalmente ci riporta a Olbia, cose che al momento ho perso, il telepass. Oggi un girettino abbastanza tranquillo, come sempre. Ciao Fonni! Ciao Fonni! Salutiamo la Savichina. Brecciolino, ragazzi. No, ho sempre, come posso dire, un occhio di riguardo per l'ultimo, perché anche a me piace stare sempre ultimo, non perché davanti non è che possa stare più di tanto, però stare ultimi ti dà modo di goderti un po' il paesaggio, di andare col tuo ritmo. Freschino ragazzi, 17 gradi, ho acceso le manopole riscaldate, una meraviglia. Oggi ci facciamo il passo Gennaramene, che è quello che trovate sulle magliette, nonché uno dei posti più belli della Sardegna. Stavo andando lunghissimo contro gli alberelli, sono cagato perché stavo pensando ad altro. Senti Fabrizio come accella, ciao mucche, ciao mucca, ciao mucca. Guarda qua che bella merda secca che hai fatto, sembra una terratina al cioccolato. Osservate la magnificenza della Sardegna. Che posto ragazzi, che posto, mi mancherà un sacco da domani. La mia amata Sardegna. Persone affabili, simpatiche, cucina semplice, buona. Vedo arrivare sassi. Guarda che meraviglia. Che posti ragazzi. Una volta, vediamo se ci riesco, se fa tanto schifo.
Minchia se si muove quando pesti la merda. Bene, abbiamo fatto una prova, un tentativo. La moto si scompone quando prendi la merda. Da questo arriva un grande insegnamento: possibilmente non prendetela in piega, perché non aumenta la tenuta. Dai, pestiamo una merda. Anche questa pestiamo. Vedi, il resto del Manzottino pesterebbe mai la merda come una moto nuova di zecca. Io sì, io provo a pestare una merda, ma cambierà la tenuta. Adesso c'ho paura, adesso c'ho l'ansia perché mi cade la moto perché ho pestato una merda. Questi sono i test che potete trovare sul gruppo del Manzottin. Che succede quando pesti una merda? Nulla, perde aderenza. Perché dici che non ce la facciamo? No, ma sì che ci stiamo. Secondo me sì ci stiamo. Generalmente, che bello. Gli farò un'offerta che non può rifiutare. E ora vattene fuori, divertiti. Impressione a caldo? Fa un ride by work che fa cagare, imposti la curva e fa... Che cosa? Quindi non dico faccio le prove No, per adesso è facile, facilissimo. Tirai della Madonna. La Madonna. Sono finite le gomme. Sono finite le gomme. Comunque questa secondo me resta una delle migliori. Cosa? Questa qua? Strada. È bella ma tutte le volte cambia idea, figa. La fermata carabinieri, Non fermate carabinieri? Sì. Siamo arrivati a... buono. Dove mettere la fermata carabinieri? Non cittadino. Di merda, Con la targa attaccata dal fatto psicopatico con le notizie che vedi.
questa è la regola della super sportiva. Bisogna sempre portare uno con la super sportiva che si fermano lui. Vero? Veramente? Correvo. Io non potevo richiamare la patente. No, guarda questa poi non Dimostramelo coglione. se la tirano controllato non ho niente dipendente io. Mamma che ansia che c'hai queste gomme, maronna. Non no, è che voglio capire. Cosa vuoi capire? Che cazzo te ne frega? Cosa è successo? Con me? C'è i numerini. Minchia, ho fatto 10 km, dammi tranquillità.